dovuto farcela, non potevo mancare da questa piazza. Adesso seguitemi perché devo per forza salire questa passerella, è l'unica risorsa che mi è rimasta. Venite, venite. Lo so che vi sentite un po' abbandonati là in studio, ma non potevo farne a meno, è più forte di me. Venite, seguitemi. Allora, eccomi qua. Vieni a favore di macchina, là, Piazza San Marco, guarda che meraviglia. Questo era il mio luogo normale ed ideale fino a qualche tempo fa. Finalmente quest'anno c'è qualcosa, non è quello che era prima, però io sto passeggiando su un palco in Piazza San Marco come usavo fare all'epoca. E allora adesso, proprio con questo sentimento di essere anch'io testè una maschera, mi metto anch'io sul palco e vorrei essere documentato perché è un evento storico. Il principe Maurice, che faceva il concorso delle maschere, adesso è diventato una maschera. Ma mi piace questa cosa, mi iconizza ancora di più. Io non riesco a essere molto in contatto con lo studio, comunque Linda, perdonatemi tutti, ma io dovevo fare questa cosa. Dovevo fare questa cosa un po' di corsa perché fra poco dovrò effettivamente andare con grande gioia a trovare le Marie alla Scuola Grande dei Carmini perché si stanno preparando a essere regine del carnevale, anche se, ripeto, non in maniera così completa come era negli anni scorsi prima della pandemia, ma presto torneremo più forti che mai. E già questo è un bel risorgimento. Evviva il carnevale! Vi ripasso la linea. Principe? 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 Ma dov'è? Regia, dov'è il principe? Perché il principe mi ha abbandonata? Io non posso stare da sola in questo studio. Ma con che modi poi? Cioè lui non mi ha avvisata. Non mi ha mandato un WhatsApp, non mi ha chiamata, è proprio vecchio, c'ha più di 400 anni e ancora si dimentica che oltre ai gufi e oltre ai colombi ci sono altri mezzi di comunicazione e non può sparire in questo modo senza avvisarmi. Io adesso cosa faccio? Ci sono i Wonder Points del carnevale, ci sono tutti i collegamenti da fare e poi c'è lui che è un pozzo di sapienza, che mi racconta un sacco di cose dalle quali imparo ogni volta e non si presenta? Cioè non solo non si presenta, ma nemmeno avvisa. E io come faccio da sola adesso? Come faccio? Dove vado? Principe, no, dai, ditemi che è uno scherzo. Regia, perché il principe non c'è? Io non so cosa fare con questa cartellina a 3 fogli in mano. Ma dove vado io? Dove vado? Vabbè, noi andiamo avanti lo stesso, anche se sono da sola. Oh, e tu chi sei? Sono Diego, uno dei Carnival Speaker. Ah, sei uno dei Carnival Speaker! Scusate, ma io dei Carnival Speaker conosco soltanto la voce, non i volti. Adesso sono Ciao, qua. sei anche molto più giovane del principe Maurice, ci possiamo fare un pensierino. Come stai, Diego? Bene, tu anche? Sì, assolutamente, prima di Anche scoprire che senza il principe mi ha dato buca, però sto bene lo stesso, anzi guarda, in tua presenza forse sto quasi anche meglio, ma perché sei qui? Stamattina il principe mi ha mandato un messaggio su WhatsApp che non poteva esserci, mi ha detto vai tu al posto mio. Ah, quindi a te il WhatsApp l'ha mandato? Sì, quindi a te ti ha avvisato? Sì, stamattina. Hai capito? Quindi il principe va a farsi gli affari suoi in giro per Piazza San Marco e mandate qui? Sì. Regia, prendete appunti che anche i prossimi giorni mi sta bene questa cosa. Come stai, Diego? Bene. Sei carico la tua prima volta? Sì, carichissimo la mia prima volta qua, però sempre carico. Dai, sei il portavoce dei Carnival Speaker, esatto. Insomma quest'anno avete un grande compito e quindi è bello insomma sapere che dei giovani ragazzi come voi, volenterosi e studiosi, insomma si siano applicati a questa nuova avventura. Ma senti, cosa studi tu? Io studio chimica a Ca' Foscari. Ok, che non c'entra niente col carnevale. Non c'entra niente col carnevale. E sono di Falcade, in provincia di Belluno, e ormai qualche anno che sono qua a Venezia a studiare. E quindi ho detto perché no provare questa nuova esperienza. E come mai? Cioè, cosa ti ha spinto ad accettare insomma, di partecipare attivamente come portavoce insomma, di questo carnevale? Il Carnevale di Venezia è uno degli eventi più tradizionali della città. E Bravo. Quindi è giusto anche essere magari più parte attiva e contribuire anche a questo bellissimo evento, magari scoprendo anche cose nuove, provando certo. cose nuove, vedendo gli abiti dell'epoca.
L'altro giorno ero in giro per Venezia nei vari Wonder Points e ho visto anche le danze del Settecento, cioè cose che non avevi mai cose visto, non che non avevi insomma mai provato sulla tua pelle. E senti, e dei vari spettacoli che hai visto, quale magari ti è rimasto più impresso, che magari la performance era più spettacolare o più splendida? Diciamo che gli spettacoli di giocoleria Tutti sono belli. tutti molto belli. Uno che ti ricordi particolarmente? Uno che mi ricordo particolarmente è c'era un ragazzo che camminava sulle bottiglie. Ok. Non so, forse l'avete visto. No, noi non l'abbiamo visto. Camminava sulle bottiglie Ecco, in piedi, una cosa abbastanza anche difficile da fare. Tutti certo. i bambini, erano tutti gasatissimi per questa cosa qua, insomma. Hai capito, bene, bene. Grande Diego, che è uno dei nostri inviati, molto sveglio, molto scaltro e molto volenteroso, quindi è un onore per noi averlo qui, anche perché abbiamo un altro volto giovane, quindi largo spazio ai giovani. Capito, principe centenario che educa così? Guarda, tranquillo, io non servo rancore, non ti preoccupare, anzi guarda, con Diego mi trovo benissimo. Dai, allora Diego, lascio la parola a te l'onore di cominciare con il primo collegamento. Se la regia ci dà l'ok che siamo pronti, io direi che puoi annunciarla tu. Ok. Mandiamo... Ce l'abbiamo? Ce l'abbiamo, vai! Mandiamo la linea ad Alice che è a Burano, che ci dovrebbe essere qui a Burano, che ci aspetta, insomma. Vediamo. Alice, ci senti? Noi la sentiamo. Ciao Linda, ciao Diego, grazie. Ecco, guarda, mi stavo guardando dallo Ciao, schermo. Dove sei? Che cosa succede? sono a Burano, sono in piazza Galuppi e qui c'è uno dei protagonisti del circo Patouf che si sta esibendo. È Pepita Moon. E che cosa sta facendo? Ha coinvolto qualcuno del pubblico? Sta coinvolgendo moltissimo i bambini, che sono molto numerosi. Sì, vedo che è pieno di bambini. Ecco qui, la vediamo con una bambina. Ecco. Ha appena svolto un numero con dei palloncini. Ok, adesso li sta facendo allontanare perché giustamente ha bisogno dello spazio Esatto. per esibirsi. Ok, adesso vediamo che cosa combina. Ha iniziato da tanto? Ha iniziato da 10 minuti. Vabbè, dai. Prima di lei c'era un altro protagonista del circo Patouf, Fede Scotch, che si è esibito con una mini bicicletta. Tu sei bravo ad andare in bicicletta, Diego? Vediamo cosa... Sì, dai, me la cavo. Te la cavi? Ok. Il mountain bike in realtà, non con la bicicletta in strada. Oddio, sono curiosissima, cosa farà adesso? Che cos'è? Che succede? Oh, la bambina! Guarda come sono curiosi che si avvicinano. Si avvicinano, vogliono andare in scena anche loro. Ma senti Alice, da quanto tempo sei lì a Burano? Quando sei arrivata? Io sono arrivata questa mattina. Stamattina? Alla Sì. faccia! E cosa hai visto di bello? Per prima cosa sono andata da Carmelina Palmisano, che ha un negozio in cui producono i famosissimi bussolai. Ok, quindi sei andata a mangiare fondamentalmente a Burano? Sei andata in una gita Certo! breve? Esatto. Ho potuto conoscere Carmelina, che mi ha raccontato la storia del suo negozio. Era del padre e glielo ha lasciato quando lei aveva solo 8 anni. E ora continua questa produzione del dolce tipico
Beh, io chiederei, dato che so che hai anche girato un video dell'esperienza che hai fatto, insomma, per l'appunto con i biscotti, chiederei gentilmente se è possibile farlo passare, così abbiamo anche un'immagine di quello che è successo. Magari anche il gusto, magari anche il gusto, quindi se qualcuno vuole portare qui agli studi di Televenezia dei buranei, i bussolai, insomma, sono ben accetti. Tra l'altro io Carmelina Palmisano l'ho anche conosciuta perché sono stata nella sua bottega qualche mese fa, e veramente oltre ai classici buranei ci sono anche diverse forme, diversi gusti, quindi chiaramente il biscotto di Burano, che è famoso veramente in tutto il mondo, non ha solamente la classica forma a S o la classica forma a cerchio, ci sono varie forme, vari gusti, tra cui quello mio preferito, che è questo qua tipo gigante ed è ripieno di cioccolato dentro. Ed era veramente delizioso. Guarda, vedi che li sta facendo grandi, sono giganteschi e sono buonissimi. Ma Alice, ne hai assaggiato qualcuno? Non mi senti? E sono molto buoni. Ok. Ma guarda come sono belli, come sono invitanti. Diego, senti, dato che dopo non c'è il principe, penso non si offenderà, se vuoi facciamo un salto a Burano, ci andiamo a mangiare i biscotti di Carmelina. Così la nostra regia la nostra regia si mette le mani nei capelli perché fondamentalmente è gelosa, qua si scatenano delle gelosie. Adesso sentiamo anche due parole di Carmelina, che è stata intervistata dalla nostra Alice, che sicuramente ci racconterà. Di cocco, di cioccolato, io da una vita che sono qui, da bambina. Le case colorate. Eccoci, ritornati. Allora senti, Diego, io so che tu sei andato ad informarti un pochettino sulla storia di Burano, e Burano ha questa caratteristica tipica di avere le case coloratissime, anche questa, oltre ai buranei, oltre ai merletti, caratteristica dell'isola che è conosciuta veramente in tutto il mondo. Ma perché? Perché sono colorate? Si vede anche dal collegamento con Alice, si intravedono per l'appunto i muri delle case che sono tutte di diversi colori, quindi scopriamo il perché. Il nostro Diego lo interroghiamo. Diciamo che non c'è una teoria sicura al 100%, però si pensa che quando i pescatori andavano al largo e dopo dovevano tornare a casa, spesso a Burano c'è tanta nebbia. Il caigo, sì, esatto, la nebbia. Il caigo veneziano. E non riuscivano più nella nebbia a ritrovare la casa loro, e quindi le avevano colorate per distinguerla dalle altre, insomma, e questa è una teoria. Una, vuol dire che ce ne sono altre. Sì, ce ne sono altre. Poi un'altra teoria è che i pescatori che andavano al largo sempre a pescare bevevano anche tanto. Hai capito, i nostri pescatori andavano giù di sprizzetto, sciottini, ok. E quindi per tornare a casa magari venivano anche aiutati, avevano anche un fazzoletto che magari si portavano appresso col colore della casa. Ah, quindi per riconoscere la loro casa, per non perdersi, trovavano quella del colore giusto. Esatto. E poi ce ne sono altre? Ce ne sono altre. Oddio, ce ne sono tante in realtà. Anche... Ok, una di quelle che ti ricordi più interessanti. Diciamo che anche venivano le donne, mentre i pescatori erano fuori a pesca, erano a casa, facevano le casalinghe, e magari con l'umidità di Venezia le case si scrostavano, si rovinavano, e quindi mischiavano i colori che avevano, e quindi sono diventate tutte case diverse, tutte case colorate. Che poi hanno tutte colori diverse, forse anche per un discorso di famiglie, di casate, si tramandavano di generazione in generazione i colori. Perché hanno tutti lo stesso cognome, gran parte stessi cognomi, che sono sempre quelli, e quindi magari per distinguere con lo stesso cognome ma famiglie diverse avevano la casa di un colore diverso. Veri, Alice, tu lo sapevi? Alice, io lo sapevo, infatti anche a Pellestrina ci sono molte case colorate per lo stesso motivo. Ah, sei di Pellestrina, Alice? Sì, sono di Pellestrina. Ok, quindi ci vai spesso a Burano? Ci vai spesso? Ogni tanto ci vado. Magari con le amiche a fare la passeggiata, a mangiare biscotti con te? Sì.
Dai, quindi sai anche muoverti, quindi sei andata un po' in giro fino a stamattina ed oltre ai biscotti hai visto qualcos'altro? Sì, sono andata anche al Museo del Merletto e alla Galleria del Merletto Antico. Alla galleria, scusami che ti ho persa per un secondo. Alla Galleria del Merletto Antico. Ah, ok. Quindi Burano, case colorate, biscotti e merletti sono i simboli di riconoscimento. E sei riuscita a portarti a casa qualche merletto che lo porti alla nonna, ai nonni, alla mamma e papà? No, il merletto no, ho preso solo i mussolai. Ecco, vedi, lo sapevo, te l'ho chiesto apposta, lo sapevo, lo sospettavo. Guarda che bello, stanno passando le immagini di Burano e della sua bellezza. C'è gente veramente da tutto il mondo che viene appositamente qui in mezzo alla laguna per cercare di scoprire le bellezze di quest'isola piena di caratteristiche e tipicità, no? È affascinante vedere queste immagini, anche perché magari per chi non ci abita non è all'ordine del giorno, perché andare a Burano tutti i giorni è impensabile. Poi, tra l'altro, nelle giornate di sole le case sono quasi luminose, cioè i colori diventano vivaci e accesissimi, però trovo che sia veramente magica, soprattutto con la nebbia, no? Quindi sì, l'ambiente che i pescatori anche magari vivevano. Le sfumature che si vedono, quindi questa le case atmosfera che compaiono onirica. nella nebbia. Esatto, questa Molto bello. atmosfera onirica della nebbia che viene spezzata dai colori delle case, insomma, è veramente magico. Questi sono video che hai fatto tu, Alice? Sì, li ho fatti io questa mattina e mi sono potuta godere questi vivaci colori delle case. È stato molto bello. Ti ricordi qualche curiosità magari sui merletti, qualcosina qualche aneddoto che magari qualche guida portandoti all'interno del museo ti ha insomma illustrato? Allora, i musei li ho girati da sola, però mi hanno detto che all'interno della Galleria del Merletto Antico ci sono anche dei fazzoletti che appartenevano a Napoleone. Hai capito, Napoleone? Esatto. Ho visto molti abiti, tutti molto raffinati e belli. Sì, abiti, guanti, ombrelli, di tutto veniva realizzato con i merletti. Tra l'altro Napoleone insomma ha avuto un'impronta abbastanza decisiva nel nostro territorio. Pensa che c'è una strada che collega Treviso e Venezia che si chiama Terraglio, era una strada tutta dritta, no? Penso tu ne abbia sentito parlare. Fu proprio Napoleone a farla realizzare. E non solo, i 4 cavalli che sono posizionati sulla Basilica di Piazza San Marco, in realtà Napoleone li rubò da Venezia, se li portò in Francia e li posizionò sopra l'Arc de Triomphe e poi i veneziani andarono a Parigi, se li sono ripresi, però questa volta hanno imparato la lezione, i veri cavalli non sono esposti all'esterno, quindi quelli che noi vediamo sono delle copie, quelli reali, siccome tra intemperie, piccioni, con le loro evacuazioni, eccetera, hanno deciso di tenerli insomma, salvi all'interno della basilica. Quindi Napoleone insomma, ha avuto un'impronta molto decisiva per l'appunto per Venezia e la sua storia. E a quanto pare, curiosità molto interessante che ci ha appena detto Alice, anche i merletti. Sì. Vediamo se ci sono anche altre immagini. No, si è bloccato, allora torniamo in collegamento con te allo spettacolo. Guarda che c'è SpongeBob. Ah sì. Sì, sarebbe bello. Alice, la nostra regia ci sta consigliando che sarebbe carino se tu riuscissi a placcare qualcuno e magari, non dico intervistarlo, che magari può mettere un po' in soggezione la parola intervista, però magari fare qualche domandina così per curiosità se si stanno divertendo, magari se riesci a placcare gli artisti, a chiedere da dove arrivano, che cosa fanno, eccetera. Vedi tu, insomma, vai un po' a piacimento, a tua discrezione. Allora, vado da un artista. Vai! Scusami, vado. Scusami. Parla con me. Ecco. Ora siamo nel delirio. Lei comincia da Ecco qui. E intanto abbiamo stati i bambini fuori perché era insostenibile. Ok, posso farti qualche domanda? Quanto vuoi? Da dove vieni? No, io sono dell'organizzazione Caschi Male. Ecco, siamo degli organizzatori seri e quindi siamo vestiti così. Io vengo da Venezia, da Mestre, ho 30 anni che faccio carnevali. Ho accompagnato qui questi cari amici, il duo
stai, ti prego di ammirare la nostra danzatrice che Burano probabilmente non hanno mai vista, con le musiche originali di Michele Moi. Adesso balzerà fuori da qua col violino, mentre Pepita Clown si è presa l'onere di distrarre un po' i bambini più giustamente vivaci con le bolle e con un pallone gigante che probabilmente è già stato fagocitato, non c'è più. Ma guarda che bellezza, come si muove, come balla, il gioco che fa la gonna, è bellissimo. Ma senti Alice, puoi chiedere una curiosità all'amico lì con te come fa a tenere il naso su? Perché ho visto che non ci sono spaghetti, volevo chiedere questa cosa, cioè il naso da clown rosso qui, ma come fa a tenerlo su? Ora glielo chiediamo. Mi chiedono come fa a tenere il naso su. Il naso da clown. Esperienza. Esperienza! Ah, c'è il barbatrucco, hai capito? Sono quei segreti del mestiere che non si rivelano. Diego, vuoi fare qualche domanda? Anche tu? Cioè, la mia era molto stupida, magari le tue sono più intelligenti delle mie. No, non mi viene niente al momento. Al momento niente, ti stai godendo lo spettacolo? Sì, esatto. No, anche perché è ipnotica, incantevole, esatto. guarda. Infatti sono tutti incantati, anche i bambini. Sì, tutti però gli spettatori. secondo me c'è qualcuno di loro che vorrebbe partecipare. Alice, prova a chiedere a qualche bambino se possiamo inquadrare, vero, i bambini. Inquadriamo i bambini, magari col permesso, con lo sguardo dei genitori che ci fanno sì con la testa, o magari qualche genitore se si sta divertendo, insomma. Se sono della zona o se arrivano da altri paesi qui vicino, addirittura se sono stranieri e sono venuti qui apposta per il carnevale, insomma, indagare un po' anche geograficamente la gente che è lì da dove arriva. Ora mi avvicino a qualcuno. Vai, all'avanscoperta. Posso fare qualche domanda? Le sta piacendo lo spettacolo? Ho chiesto se piace lo spettacolo. Dicono che è molto interessante. Da dove venite? Abitiamo qua. Abitano qui a Burano. Ed ecco qui. Ci avviciniamo. Guarda che brava. Alice, tu sai ballare? Sì, io faccio danza da quando sono molto piccola. Ecco, vedi, abbiamo beccato anche la ballerina. È la danza del ventre che è un po' simile a questa. Sì, questa è un po' una danza del ventre, sì. Anche la musica ce lo fa capire. Che rimanda un po' a questi suoni orientali. Tra l'altro Venezia ha un grande collegamento con l'Oriente. Venezia deve tanto all'Oriente, l'Oriente deve tanto a Venezia, che ovviamente è il grande potere della Repubblica di Venezia, insomma, con l'impero bizantino e con l'Oriente ci aveva a che fare, quindi il richiamo orientale ha sempre una sua coerenza geografica e storica all'interno di Venezia, quindi anche il fatto che ci siano questi balletti così in realtà ha molto senso. Va bene Alice, noi ti lasciamo qui allo spettacolo, divertiti, continua a fare video che poi vogliamo vedere che cosa succede, anche se non, insomma, non ci sentiamo più per oggi o magari non è detto, quindi stai sempre pronta. Grazie mille per la tua gita che poi ci hai illustrato, ci hai fatto anche venire fame, io Esatto. non so, sono senza parole, tu c'hai fame adesso? Sì, esatto, infatti c'ho fame. Anche perché E li questa aspettiamo adesso. è l'ora però. della merenda poi. E dopo li aspettiamo, ce li porteranno? Sì, insomma abbiamo fatto la richiesta, quindi penso che il tè o il caffettino col buraneo prima o poi ci arrivi. Arriva. Arriva, dici che arriva, Sì. arriva. Bene. Allora, caro Diego, al di là del languorino del momento, io direi di trasferirci in un'altra zona ricca di spettacoli. Tu sai qual è? Ci trasferiamo in Piazza Ferretto da Bravo. Sofia? Vai, allora chiedi il collegamento con Sofia, chiedila tu, che sono tutte tue colleghe queste, Esatto. quindi richiamale. Parlo che io sentono... con i miei colleghi. Esatto, vai, parla con i tuoi colleghi. Sofia, ci sei? Da Piazza Ferretto? Ciao Diego, sì, ci sono, mi sentite? Sì, ciao sì, Sofia, ciao, ti ciao. sentiamo.
Come si sta lì in studio, Diego? Bene, bene, si sta bene anche al caldo rispetto al freddo che c'è fuori qua a Venezia. Come No, stai? hai ragione. Come stai, Sofia? Io sto bene, io sto molto bene e sono qui in Piazza Ferretto e sto aspettando che inizi lo spettacolo. Jingu si chiama. È uno spettacolo di una danza tribale brasiliana sui trampoli. Sui trampoli? Ma veramente? Sui trampoli, sì. Veramente, ma siccome non è ancora iniziato lo spettacolo, cosa dite di provare un dietro le quinte? Infatti, Sofia, infatti dalla regia mi fanno notare che sarebbe carino spiare, tanto tu penso che abbia il pass, quindi fatti vedere, insomma, molto sicura di te che non sei un'infiltrata Entra. Vai, che siamo curiosi di vedere cosa succede, la preparazione. Eccoli. Le artiste però non sono qui, vediamo se sono qua dietro. State con Vai, me che un siamo attimo. curiosi. Si sono siamo nascoste. curiosi. Si sono nascoste, non c'è più nessuno qui. Come si sono nascosti? Anche perché nascondersi coi trampoli la vedo anche un po' difficile. No, indaga, cerca. Come se stessi giocando a nascondino, vai. Secondo me qualcosa trovi. Vediamo, mi dicono che sono aspettatemi. Sono proprio fuggite. Sono Eccole scappati. qua. Ah, si sono proprio nascosti. Ciao. Vai, Siete vai, pronti? fai qualche domanda, che siamo curiosi. Si stanno preparando, infatti non so se vedete, insomma, come sono le trasformazioni. trampoli. Come vi chiamate? Io sono Luna Ridens e lei Acro Fire Show. E insieme abbiamo costituito il duo Fa. Ma sono i loro nomi d'arte, perché hanno dei nomi stranissimi. Abbiamo delle indecisioni sui nostri... Chiedono se sono i vostri nomi d'arte o sono i vostri nomi veri. No, sono i nostri nomi d'arte. Luna Ridens e Acro Fire Show. Sono i nostri nomi d'arte. Sono i loro nomi Trovate d'arte. così sui social, sul bigliettino da visita. Forse E- anche all'anagrafe adesso? Dici? Potrebbe essere? Da Magari dove c'è nasce un- questa danza che fate? Shingu. Allora, Xingu è una danza. Allora, Xingu in realtà è il nome di un fiume brasiliano. Scusate se non vi guardo, ma sto allacciando i trampoli, i copritrampoli. Beh, è bello vederle all'opera mentre si allacciano, mentre si preparano, L'esigenza quindi... nostra di voler portare La in scena preparazione, qualcosa esatto, di un po' più che c'è forte dietro. sui trampoli, perché spesso e volentieri si vedono dei trampolieri, sì, anche con abiti molto belli, voluminosi, sontuosi, eccetera, però poi alla fine rimane sempre una figura un po' statica. Ok. E invece, insomma, siccome con i trampoli si può fare ben altro, noi desideravamo portare questo tipo di spettacolo. Poi questa Xingu è una canzone anche che comunque parla di un popolo originario del Brasile, di un popolo della foresta amazzonica, e noi siamo molto legati comunque a tutti i popoli antichi e quindi un po' sarebbe anche per riportare un po' alla luce questi popoli dimenticati che stanno oggi scomparendo, però in realtà non abbiamo un riferimento al Brasile, nel senso ce l'abbiamo come però ad altri popoli, diciamo un po' un mix di tante etnie che ci sono a cuore, che sono tutte le etnie della terra e tutte le varie differenze culturali. E da quanto vi conoscete? Da quanto c'è questo duo? Allora, noi due collaboriamo insieme già da diverso tempo. Quanto tempo sarà? Anche perché sono giovanissime. Infatti. Però in realtà questo progetto è abbastanza... è nuovo, è un progetto nuovo e avevamo già fatto delle performance con questa tipologia di spettacolo, però è la prima volta che lo portiamo in una piazza così. Ah, è la prima volta? Ma È un davvero? debutto. Ma fai loro allora Abbiamo tripli messo complimenti. insieme le performance Sono giovani, originali. Hanno insomma portato qualcosa super di innovativo a complimenti e un un'arte grandissimo in bocca al lupo. che insomma è già stata vista ed è sempre affascinante, ma la portano in una chiave veramente nuova ed è anche la prima volta su una piazza, cioè, ma tutt'al più chapeau, si dice chapeau perché io col francese non ne vado Loro fuori. sono quasi Saranno anche pronti, emozionate perché penso davanti proprio ci di sarà anche sì. tanto pubblico a Mestre, quindi Infatti, guarda come sono belle, abbiamo visto anche come si allacciavano con questi abiti molto sbarazzini anche, bello, che non bello. sono tutte composte, sono veramente artistiche con l'unione di varie etnie, eccetera. Sono quasi pronte. Ma Io non sono vedo l'ora di vedere lo emozionata per loro. spettacolo, non so voi.
Sono emozionata per loro, anche perché sono veramente belle, sono giovani, volenterose, originali, è veramente bello, insomma, scoprire che ci sono artiste che hanno voglia di mettersi in gioco in una maniera così pura. Veramente ero incantata ad ascoltarle. Bello, proprio bello. Sono d'accordo, molto bello. Nel frattempo che loro si preparano, io quasi quasi vi porterei dall'altra parte di Piazza Ferretto. Facciamo magari 2 passi insieme. Sì, vai, facciamo 2 passi insieme, guarda. Qualche Approfitto anch'io così mi spettacolo. sgranchisco le gambe, faccio 2 passi insieme a te in giro per lo studio, che non è la stessa cosa. Ah, ok, passeggiamo Dai, insieme cammini? allora. Vengo anche io? Sì, manteniamo le distanze, però camminiamo. Ok. Cioè, vorrei che le distanze si accorciassero, ma casomai quello davanti a te, biscotti. Così facciamo ingestire il principe, Allora. così la paga, ok? Perché Andare in giro e lasciarti qua da sola. Ma ci ma sono capito, io, dai. poi di questi tempi bisogna insomma stare attenti, c'è da aver paura. Esatto. Insomma, una bella ragazza così mascherata e tutto non passa di certo inosservata, vero? Certo. Ma ci Ci hai sono pensato io troppo, a ci ha pensato salvarti. troppo. Ci ha pensato troppo questo ragazzo, mi stava simpatico. Dai, sono guarda più. come ci scranchiamo le gambe. Che grande momento di televisione, amici. Dove sei? Dove sei, Sofia? Ah, ok, sei ancora... Sono ma sempre sta in Piazza arrivando, è quasi. Ferretto. Sono quasi arrivata a questo spettacolo. Lui è un illusionista, non so se mi sentite. Sì, ti sentiamo tesoro. E si sta scaldando, sta preparando il suo spettacolo. Io l'ho visto prima, è molto bello e usa un sacco di strumenti interessanti. Non so se li vedete, li ha posizionati sul pavimento. Ah, no, non li vedo. Aspetta, inquadro di nuovo gli strumenti. Sono delle palline, Sono delle palline. delle sfere anzi, delle sfere in realtà Ma trasparenti. di vetro? Riesci Sì, a capire? esatto. Sì, sembrano di vetro. Riesci a capire di che materiale sono? Vetro? Sì. Sì. Sì, sono di vetro. Sì. Oddio, sono curiosissima. Cosa combinerà mai? Ma adesso dovrebbe iniziare, no? Speriamo, perché sono curiosa. Si sta preparando. Vediamo se... Tu Eccolo lui qua, l'hai già ora inizia, conosciuto? Sì, l'ho intravisto prima tra la piazza mentre si stava preparando e ho visto qualche parte dello spettacolo in preparazione e è molto interessante. Ok, siamo pronti. Siamo qui in trepidante attesa di scoprire cosa succede. Si sta preparando. Esiste un luogo dove possiamo stare da soli con noi stessi, ma stare bene. Perché al di là del caos quotidiano che porta nella sua routine disordine, pregiudizi, spossatezza, nervoso, esiste una zona dove le paure non possono toccarci e vince la spontaneità, la piena nostra natura, quella senza maschere, quella senza protezioni, quella senza costrizioni. Esiste uno spazio dove non abbiamo bisogno di complimenti. Questo posto è l'Artmosfera. Qui Si sta mettendo una maschera della creatività. e sta Qui rimettendo il cuore può cappello. vedere, la mente darsi pace ed intuire la sacra felicità. Qui si viaggia nei territori altri, fatti di fantasia, indeterminatezza, ma bellezza. Perché la vita abbatte l'anima, ma l'atmosfera ci ricorda che ne abbiamo una. Ci ricorda che ne abbiamo una. Ci ricorda che ne abbiamo una. Non so se vedete i movimenti, Sì, ma- li vediamo, li vediamo. Molto interessante. Sta mettendo un sacco di tensione nell'aria. Sì, veramente l'aria si taglia con un coltello. Questa musichetta sotto. Sì, rende il tutto ancora più affascinante e ansiogeno. Sono proprio curiosa di vedere cosa fa.
Ricordiamo tra l'altro che per tutti gli altri eventi e per tutte le altre performance dell'arte diffusa, dei Wonder Points del Carnevale, potete andare a visitare il sito www.carnevale.venezia.it e lì troverete tutto il calendario con i vari orari e i vari spettacoli. If you visit the site www.carnevale.venezia.it, you can see every show of the Venice Carnival Wonder Time with all the artists in the streets of Venice and the metropolitan city of Venice. So if you visit the site, you can find everywhere. Everything and everywhere. Ho fatto il liceo linguistico per niente, vedete? Allora, ha fatto sparire la sigaretta nel mantello di questa ragazza. E adesso è passato alle bolle di sapone. Ma è un mago, è un acrobata, secondo te come lo si può definire? Io credo sia un mago, perché una bolla di sapone l'ha trasformata adesso in una sfera di cristallo. Ma come? Ma bravo! Anzi no, in una pallina. Credo che abbia a che fare con la magia, sicuramente. Sì, direi proprio di sì. Adesso la trasforma nella sigaretta. Adesso. No, ce l'ha dall'altra parte. È tutto un gioco di illusione. Ma grande! Bellissimo. Ok, va bene, Sofia, dalla regia ci dicono che dobbiamo passare a un'altra tua collega. Però intanto tu goditi lo spettacolo perché penso che sia abbastanza intrigante, poi ce lo racconti o magari fai qualche video perché io sono curiosa di vedere cosa fa, E come finisce? Va bene. Come finisce, come prosegue, è veramente molto accattivante. Quindi grazie Sofia. Grazie mille. Va bene ragazzi, grazie a voi, a più tardi. A più tardi. Thank you. Va bene Diego, a te l'onore di passare al prossimo collegamento perché abbiamo un'amica che si sta godendo uno spettacolo che però è quasi in chiusura, quindi io direi di correre. Quindi andiamo in Campo Santa Maria Formosa da Elena. Vai, allora andiamo Elena, in ci Campo sei? Santa Maria Formosa. Ciao a tutti! Ciao Elena, Eccola. ci senti? Sì, vi sento! Tutto Faccio bene molto lì? rumore! Anzi no, musica! Sì! Il pubblico si sta divertendo perché i musicomici hanno dato un po' a tutti qualche strumento per divertirsi e suonare tutti insieme. Ah, quindi ci sono i bambini che suonano? Esatto, non solo i bambini. Un'orchestra? Anche gli adulti? Esatto, sì, esattamente. Vogliono tutti suonare. Dirige l'orchestra Musicomici Attacchi di Swing con il codice 03 da Campo Santa Maria Formosa. Ci racconta quello che sta succedendo. Elena, ti è piaciuta questa presentazione molto sanremese? No, abbiamo pure l'orchestra, che fai? Te le privi? E a parte far suonare i ragazzi, che cosa sta facendo? Allora hanno suonato perché sono un duo e sono uno swing duo. Hanno suonato musica swing europea tra una battuta e l'altra, tra una gag e l'altra. È stato molto divertente e questa è il finale a sorpresa per far divertire anche i bambini, farli coinvolgere. Ah, ok, quindi questa è proprio la parte finale. Esatto. E tu stai E loro suonando sono qualcosa? Alessandro e Corrado. Come, scusa? No. E si chiamano Alessandro e Corrado. Li hai conosciuti prima? Eccoli. Bravi. Sì, esatto. Li ho conosciuti prima
dello spettacolo. Sono molto simpatici. E da dove arrivano, lo sai? No, non gliel'ho chiesto. Non gliel'hai chiesto. Dopo chiediglielo così Però poi glielo ce lo potrei racconti. chiedere tra poco. La nostra regia ci sta dicendo che siamo prontissimi. Elena, noi ti dobbiamo salutare, però poi insomma indaga un po' sulla vita di questi artisti, così casomai poi ce la racconti, va bene? Va bene, va bene. Grazie. Grazie. Ciao, a dopo. Grazie Sofia. Grazie. Ok, allora adesso ci spostiamo di un pochino, rimaniamo sempre a Venezia, perché sai chi c'è adesso? Dal principe. Dal principe, andiamo dal principe. Allora apri il collegamento col principe, vai. Vai Diego. Passiamo al principe, che è la scuola di Carmini. Sì, esattamente, sono tutti pronti. Eccomi qua. Eccolo. Eccolo, lo vediamo. Ciao principe, sono molto arrabbiata. Allora, eccomi qua, sono con Giorgia, ciao, mi sentite? Ciao Giorgia, Sono qua salutiamo con anche Giorgia. Giorgia, giustamente. sono qua, io non potevo fare a meno di andare su mia quel palco, collega. capisci? È stata un'urgenza, quasi un bisogno fisiologico. Per cui sono felicissima che l'ho fatto, ma siamo qui che facciamo un'incursione segreta, non sanno niente, però forse soltanto Francesco Brigi dell'Atelier Longhi mi sta forse aspettando, perché lui lo sa ma non lo sa Raffaele Dessì, che non vuole essere disturbato nelle sue funzioni. Il nostro principe si è frizzato, questo è il karma, questa è la punizione divina per avermi abbandonata. Guarda, l'unica non punizione divina è la presenza di Diego, che è una presenza giovane e fresca qui accanto a me. Allora, diciamo due parole un attimo, il principe dov'è? Giusto per far capire dov'è prima di riprendere il collegamento, se vuoi raccontare. Vai tu. Ok, allora, il principe si trova alla Scuola Grande dei Carmini per salutare le 12 Marie, che lui ancora non ha conosciuto quest'anno, quindi lui giustamente dice, vabbè, non potevo resistere, dovevo stare a Venezia, dovevo vivere il carnevale sulla mia pelle, non solo attraverso lo schermo e i collegamenti dei miei carnival speaker, quindi dai, perché no, perché non andarci fisicamente? E quindi è andato a conoscere le 12 Marie, che adesso stanno per seguire un'interessantissima lezione di portamento che ho provato anche io e so quanto è difficile, ma so anche quanto è divertente. E quindi adesso scopriamo in quello che stanno per combinare sia le 12 ragazze sia il principe Maurice, che si ritrova per l'appunto all'Atelier Pietro Longhi, che da anni si occupa per l'appunto, sotto la supervisione di Raffaele Dessì, di indicare alle ragazze il giusto portamento da avere quando si indossa un abito nuovo, che è arrivato per l'appunto quest'anno con dei riferimenti cinquecenteschi, però mantenendo sempre quell'etereo, quella delicatezza tipica delle 12 spose, che erano le 12 Marie. Beh, per indossare un bell'abito bisogna anche saperlo portare, giusto? Bisogna studiare. Infatti a me sta venendo mal di schiena. E allora Raffaele Dessì in questo le educherà. Allora ci ricolleghiamo col principe Maurice, quindi ci riproviamo. E lì lo vediamo. Vai. Noi siamo fiduciosi che il collegamento non salti, perché siamo curiosi di sapere cosa succede. Ok, stanno ancora salendo. Ah, stanno salendo le scale, per quello Stanno che non si vede salendo le tanto. scale, dobbiamo portare un po' di pazienza. Purtroppo la tecnologia di questi tempi sicuramente è d'aiuto, però non è sempre così scontato che tutto funzioni alla grande, quindi quando i muri di Venezia, che sono così antichi, non permettono il passaggio di segnale, ogni tanto si perde. Ma non vi preoccupate che appena raggiungiamo il piano nobile non ci perdiamo neanche un secondo di questa lezione, così faccio anche un ripassino anche io. Così anche tu studi, Esatto. Questa è tutta esperienza. Tutto studio, tutta esperienza. Poi vai dai tuoi compagni di chimica e vai a spiegare le lezioni Faccio di lezioni di portamento. portamento anche a loro. Eccole! Allora, come sempre, mi sdraio anch'io, che è la nostra tradizione. Ma quanto mi manca tutto questo? Il prossimo anno ci sarà. Sì, ma tanto... Poi dicono, noi in teoria non ci siamo mai incontrati, quindi dite che non ci siamo mai incontrati, in realtà ci siamo già visti, quasi anche baciati, non so. Beh, principe. Con la mascherina. Però in realtà gelosa. ufficialmente è la prima volta che ci incontriamo al cospetto del maestro Dessì, che... Allora io posso dire, siccome io non so appunto quanto voi l'abbiate, allarghiamoci un pochettino, ho dietro che altrimenti copre il manichino. Eccomi. Allora. Mi vedete? Sono col maestro Dessì, vediamo se riesce parlando al microfono qua.
Salve a tutti. Ah, perché lì adesso ci stanno vedendo. Ciao Raffaele, ciao. Quindi ci sta vedendo anche la Linda. Cosa è successo qua? Ci sta vedendo la nostra Linda. Ciao Sì, Linda. ciao Linda. Ciao Linda, ciao. È arrabbiata con me perché dice che l'ho mollata la mia, non potevo fare niente. beh, direi, Sono andato come in San Marco, minimo ho fatto arrabbiata. la cosa della mascherina, ho fatto la mascherina. io. A me manca questa cosa, dobbiamo cercare davvero di tenere duro e di poter tornare al più presto alla vera normalità, ma già per te questa è la normalità. Questa è la normalità. Ti saluta Linda. Ciao Linda, ciao. Ciao Raffaele, vero che Raccontaci che cosa mi avevi hai promossa noi all'epoca. abbiamo fatto la lezione di portamento, dove però in realtà io ho dovuto insegnare pochissimo questa volta perché le ragazze ce l'hanno già dentro. Diciamo che questi giorni in cui sono andate per biblioteche, sono andate per musei, hanno fatto tante cose che gli hanno dato il loro ruolo di donne veneziane, e non c'era tanto da insegnargli perché sapevano già come dovevano porsi rispetto alla vita e alla venezianità. Per cui sono veramente, veramente felice di aver visto questa lezione di portamento. Poi abbiamo ricordato il giovedì grasso, visto che oggi è giovedì grasso, sì. per cui abbiamo fatto vedere la caccia al toro con i 12 maialini e il pane. Praticamente sono delle porcelline anche loro, quindi. Ecco perché non voleva che mettessero la mascherina. Ma è bello che si... Allora, sono tutte vergini e questo lo garantisco io come ogni anno. Ragazzo. Casanova. Erano Erano vergini prima di conoscere, l'ho capito. Ecco perché non ti hanno fatto venire. No, ma è molto bella questa tradizione. Si sta divertendo senza dubbio. C'è un'interazione un po' sfasata, sai, coi tempi per via della trasmissione, però volevo spiegarti che questo è diventato un momento molto importante perché le ragazze non devono solo sapere indossare un costume, cioè indossarlo con eleganza, sono tutte belle, ma devono proprio avere un portamento. E Raffaele è specializzato, essendo anche coreografo, danzatore, eccetera, nel poter dare loro la giusta attitude. Ci piace la parola attitude. E adesso io vorrei vedere, facciamo una cosa improvvisata, visto che ormai hanno preso l'attitude. Al mio passaggio, essendo io gran maestro di cerimonie, vorrei che mi faceste una riverenza sincronizzata. Man mano che passo, ce la faranno? Certo. Ha detto di sì? Cosa... Allora, intanto, prima di tutto, prima che facciano la riverenza loro a me, faccio io la riverenza a Madonna Maria Grazia. Ti devo aiutare. Sì, io faccio finta di stringere la mano per baciarla, in realtà la stringo perché mi aiuti. Che li fai? Tira su, grazie. Se la ride, se la Maria canta da Grazia, solo. che è la madrina di tutto questo, un saluto va ovviamente anche a Bruno Tosi. Adesso la prova del 9, caro Raffaele, no, intanto mettetevi in maniera simmetrica, che cos'è sta roba qua? Iniziamo molto male, eh? Ma non erano brave, non erano più brave di tutte le altre Marie degli altri anni. Sposta le maiale. Insomma, sposta le maiale. Allora adesso questa è la prova del 9, del fatto che le ragazze hanno capito quello che gli ha detto il maestro Raffaele Dessì. È partito il collegamento, non sento più niente. Sì, siamo principe, frizzati. siamo Ecco, in silenzio ad sei ascoltare stato le tu baggianate, vai. a frizzare la trasmissione. Ci siamo o non ci siamo? Ci siamo. Ci siamo? Vai. Ci date conferma? Sì. Allora adesso vorrei che il nostro Beltrame andasse in fondo in modo da riprendere man mano la riverenza. Siamo pronti? Passa il maestro di cerimonie e le Marie gli fanno la riverenza. Ribellatevi, Pronti? fategli lo scambetto. Dov'è la riverenza? Brave! Brave, si sono ribellate, brave! Dallo studio vi danno delle brave. No, ma E brave perché adesso non si tutti erano insieme ve la inchinate, faccio anch'io. principe. 1, 2, 3. Tutto bisogna spiegare. Vedi come gira la frittata? E la facciamo sotto il a cemento? Raffaele, che è bravissimo, e al quale va un applauso, assieme No, all'Atelier brave Longhi, davvero, che brave proprio qui ha una bellissima mostra. Maestà, una bagnotta? È bravo come cazzo. Ho anche fame, tra l'altro, quindi guarda che te la magno. Guarda che veramente... Allora, voglio chiamare Francesco, vieni.
che tra l'altro è anche autore del mio costume, molto bello, anche molto fashion. Infatti, pitonnato, guarda che cosa mi sono messo io per fare un po' la rockstar. Ditemi se sono collegato o meno, ci sono? Sì, ci sei, Ci sono, principe. è caduta e svenuta una damigella. La Gnaga è la prima drag queen della... Esatto, stavi ronfegando, la Gnaga, pof! È ronfegato, stavo ronfegando Francesco. Francesco e subito la Cosa Gnaga. stanno combinando? Le persone no, ma i manichini sì. Pazzesco. Allora, cieco per amore, con questo look, sono approvato dal maestro. Allora, tutti insieme, davvero, facciamo un applauso alle Marie innanzitutto. Brave, belle, A veneziane. Raffaele, vieni qua. Magico, splendido. Al bello, maestro bello. Brigi che ha organizzato questa bellissima Bravo, mostra da bravo, vedere bello, assolutamente alla Scuola magico. Grande dei Carmini, ma anche e soprattutto a Maria Grazia. Brava, che è stupenda. splendida, bella, magica. Grazie di portare avanti con così tanta passione questa bella manifestazione. Ciao Bruno, sempre no? Ciao Bruno. Basta, io da qua avrei anche finito perché adesso vado a sgnaffolare la Gnaga, che così vediamo se si riprende. Cos'è che fai, Principe, sgnanfolato? sei ingestibile. Cosa hai detto? Sgrunfolato? Sgaruffando. Stavo sgaruffando un manichino che è svenuto dal piacere. Cioè, renditi chiediamo conto scusa. di come siamo messi. Infatti ce lo devo dire, non so che siamo... Infatti, Hai messo i Però- fiori ai tuoi piedi, ti ha messo. Meglio che te lo rimandi qua io. ovvio, Come carnival speaker. se no non sarei il principe È Maurice. ingestibile. Intanto io voglio ringraziare la nostra gestire regia. qua a distanza è ancora più difficile. Poi dicono che le relazioni a distanza non funzionano. È vero! Poi se avete uno tipo il principe, ancora di più. Diego, sei molto più bravo, tu sei molto più composto. Lo spettacolo delizioso. Quindi insomma la manifestazione Ah, hai capito? Prego. avrò voglia di essere più qua, più di qua. No, principe stacchiamo. Diamo un taglio al principe, regia. Staccategli il microfono, portatelo via, chiamate qualcuno, trascinatelo, portatelo al freddo. Ciao Marie, ciao ragazze, ci vediamo fra qualche giorno. Ma quanto sono belline, sono veramente così Belle, delicate, belle. così belle. Poi ho sentito qualche voce che mi diceva che sono pure molto composte e molto amiche tra di loro, quindi sono veramente contenta che si stiano vivendo al meglio questa esperienza. Se la stavano vivendo al meglio prima che arrivasse il principe, ovviamente, a rovinare Infatti. Va bene, dai Diego, lascio la parola a te, vai. Diamo la linea a Sofia che dovrebbe essere ancora in Piazza Ferretto, giusto? Sì, esatto, dai, vediamo se scopriamo qualcosa di Sofia, nuovo, ci qualcosa sei di ancora? bello. Sofia, ci senti? Sì, sono ancora qui in Eccola. Piazza Ferretto. Dove sei? E qui con me c'è però anche un artista. Eccolo. Eccolo Eccolo. qui, si chiama Geo il Giocoliere. Tra poco vedremo la sua performance che si chiama The Pendulum Way. E io nel frattempo volevo fargli qualche domanda. Vai. Sono qui. Allora, come ti chiami? Mi chiamo Geo, no vabbè, il mio vero nome è Davide, però tutti mi chiamano Geo, va bene Geo. E raccontaci un po' di questo, della tua performance, del The Pendulum Sì, Way. questa è una piccola performance, in realtà è più un'installazione spettacolo, è un estratto da uno spettacolo di giocoleria e scienza in cui viene fatto un esperimento di fisica, appunto con questi 15 pendoli che, visti da una certa angolazione, disegnano nell'aria degli schemi ipnotizzanti. È una cosa che a primo impatto può sembrare quasi magica, può sembrare ci sia una specie di computer, un motore che controlli le palline, ma in realtà l'unica cosa che fa muovere le palline in questo modo è la gravità e il fatto che ci sia il filo di una diversa lunghezza. E grazie appunto alla legge della fisica che regola il moto del pendolo, questo genera tempi diversi e quindi gli effetti che poi uno vede davanti ai suoi occhi. Che bello, questa è roba tua, tu che sei scienziato, Diego. Io ho chimica però non ho fisica. Vabbè, lo so che non è la stessa cosa, però Io e insomma la è fisica sempre... non andiamo tanto Non andate in d'accordo, realtà. tu la fisica, io in fisica una volta ho copiato, ho preso un'insufficienza. Vabbè, lasciamo stare il periodo buio della mia vita. Però in realtà
ero molto brava in fisica, poi adesso col principe Maurice sono diventata brava in un altro tipo di fisica. Ecco, vedi, mi accontentai. 2 minuti di collegamento col principe, comincio a dire cose sbagliate. No, tu trattienimi, se comincio a dire baggianate. Comunque, sempre nell'ambito scientifico siamo comunque. Sì, magari quello non sì. nel tuo campo, però per l'appunto lo Sempre so. scienza. Ma è bello che Però è unisca interessante. giocoleria e scienze in questo modo. Infatti Molto interessante. sono proprio curiosa di vedere se inizia a esibirsi. Sofia, per caso si comincia adesso la performance? Si esibisce adesso? Tra un paio di minuti, non so, puoi farci vedere qualcosa nel frattempo? Darci qualche... Puoi farci... Sì? Puoi? Se no, Adesso ci fa vedere qualcosa, ragazzi. Ok, perché se ottimo. si deve preparare, Poi, lascialo pure giusto- prepararsi psicologicamente, eh? Un assaggio, dai. Un assaggio, un Giusto un antipasto. assaggio di quello che andremo a vedere. Siete... Che ne dite? Sono Bellissimo. molto bello. Guarda che effetto pazzesco. E come cambiano le stanno traiettorie. è Allineate, bellissimo. si stanno allineando. Sì. Che simmetria. No, vabbè, mi sento male. Bello, bello, bello. Sinuoso. Ma guarda, sono Molto, molto alternate, bello. sono perfette. Oh santo cielo. Non ci credo. Sto facendo tipo il DNA adesso. È ipnotizzante, cambiano Sì. forme e... Oh, veramente. Bello, che bello. meraviglia. Bellissimo. No, è bellissimo. Grazie Geo il geologo, perché è davvero bellissimo, e grazie di averci dato anche un po' di... fatto vedere cosa succederà tra poco. Grazie a voi. È super affascinante, fagli i complimenti anche da parte nostra, da parte Ti fanno i complimenti di tutto da lo studio studio. del carnevale. Grazie. Vi ringrazio moltissimo Carino, bravo, bravo, e vi bravo. saluta. In bocca al lupo, grazie Sofia. Grazie Sofia. Grazie ragazzi. E adesso ci spostiamo per un altro collegamento. Dove andiamo? Adesso non so dove andiamo esattamente, ce lo dirà fra pochissimo Ottavia, perché è proprio con lei che ci collegheremo adesso. Ottavia, ci senti? Ciao Linda! Eccoci! Ciao. Siamo sempre a in Piazza Mestre, sempre in Ferretto, Piazza cioè, Ferretto. siamo spostati di qualche metro. Ciao Diego! Ciao. Ci sei tu oggi, Sì, oggi ci sono io al posto del principe. L'ho mandato in giro. Siamo in Piazza Ferretto con Fabio Saccomani, il maestro delle bolle. Ah, le bolle. Ti fa salutare. Adesso tra poco inizia il suo spettacolo. E adesso cosa sta facendo? Forse avete avuto occasione già di vederlo. Sta interagendo con una bambina. Ah, ok, ma non fa parte dello spettacolo, questo è semplicemente lui che si sta sbizzarrendo. Passando il tempo. Sì. Adesso sta interagendo con me. Che ha fatto? Eccola! Grandi! Che bello, così vediamo anche il viso di Ottavia. Ciao! Ciao ciao. Ciao Fabio! Dove va? Che fa? Ah, bene, salve adesso signora! la signora è in diretta. Salve signora, è in diretta su Televenezie e sui canali social del Carnevale. Buonasera! Guarda, Si è spaventata. è spaventata la signora. Buonasera signora, tutto bene? Già fatto. Adesso mi faccio ridare la cuffietta. La signora quando ha scoperto, quando le abbiamo detto che è in diretta su Televenezie, Si è spaventata. oh no, non ero pronta. Però la nostra Ottavia è super pronta, vero? Io sempre pronta a queste pazzie di questi artisti spettacolari di strada che mi fanno impazzire. E adesso comincia il suo show, guarda che si abbraccia con un altro
dei nostri performer, dei nostri artisti. L'illusionista di prima. Sì. Adesso parte con le bolle. Piazza sempre là quel santino che non ho ben ancora capito chi sia, dopo dovrò indagare. Sì, dopo glielo chiedi, lo vogliamo sapere. Occhio che voli via, Dovresti mangiare qualche buraneo per ingrassare, così quando ti fanno questi scherzi non voli via. No, Linda, non c'è pericolo. Vediamo adesso cosa mi riserva, perché sono un attimo anche spaventata. No, non ti spaventare, non ti spaventare. C'è Diego che ti protegge. Ah no, scusa, Diego è qua. Ah. Abbiamo reclutato un carnival speaker qui in studio. Io vengo più spesso, Ma guarda, per me, Vediamo cosa anche il tira principe fuori ormai dalla era stato valigia. legato al dito. Ah, pericolo di esplosione. Addirittura. Ottavia, sei pronta a scappare, vero? Vi ho detto che c'è da temere. Ve l'ho detto, ragazzi. Ma tu lo sapevi già l'hai visto esibirsi o no? È la prima volta? No, io è la prima volta che sono qua. Hai capito? Ok, quindi c'hai delle intuizioni, sei una persona perspicace. Sto seguendo con voi in diretta lo spettacolo. Ho sentito galleggiare a accento russo con questo colbacco. È l'unica cosa che ho percepito. Sta facendo tutta l'atmosfera. Suspense. Atmosfera. Da quello che ho capito, a breve dovrebbero aleggiare delle bolle piene di fumo nell'aria. Dai, vogliamo vedere. Già. In teoria la regia non dovrebbe farci stoccare il collegamento proprio adesso nel clou, perché siamo curiosi. Vero, regia? A proposito, ringraziamo la nostra regia, la troupe, tutta la produzione, l'organizzazione che ci sopporta ogni volta. Siamo quasi alla metà delle puntate e oggi è soltanto la prima di una lunga serie, perché andremo avanti fino a martedì grasso, ma ve lo dico dopo, ve lo racconto dopo. Signore e signori di... Eccolo. Bene ragazzi, si presenta. Mestre, buonasera. Grazie, molto benvenuti in questa grande festa di bolle di sapone. E tanto bambini diverte, tanto bambino cade, tanto bambino piange anche. E quando il bambino piange, il bambino mette un altro bambino. Così sempre tutti molto felici di gioia di bolle di sapone. Allora, caro pubblico qui di Mestre, lo spettacolo inizia fra poco, lo spettacolo dura solo 2 ore e 48. Però non ce l'abbiamo 2 ore e 38, noi abbiamo i buranei col tè adesso. Infatti, fra poco. Signora, sempre a telefono su Tinder, basta. Su Tinder? Ma chi è il principe Maurice che si è impossessato del nostro performer, del nostro artista? Ha esigenza di stare su chat di incontro dopo genitori, dopo Tinder, dopo queste cose. Adesso è il momento di bolle di sapone, va bene? Allora, prima di cominciare, io ho preparato tutto. Ragazzi, penso che abbiate trovato il momento più eclatante della performance. Sì, infatti ha parlato di Tinder così tranquillamente. Tu hai Tinder, Diego? No, non ce l'ho. Sofia, tu hai Tinder? Allora, facciamo così. È scappato. Si avvale della facoltà di non rispondere, giustamente. Dopo 2 anni che non si vedono spettacoli. Mi sa che ha lasciato il telefono alla vecchietta di prima. Può essere. Signora, se ci sta ancora ascoltando, lei che si è spaventata prima, lei ce l'ha Tinder? Non si sa mai. Prima grande differenza di spettacolo. Eccola. Lei ha Tinder. Chiedevano se ha Tinder, ma è un app per No, ma guarda che così capisce Kinder. Ho detto che è per i ragazzi più giovani di lei. Poi che operatore telefonico è Iliad?
Donata! Abbiamo Donata, traumatizzato Donata! ufficialmente la signora. Raga, mi Donata autolicenzio Donata è arrivata senza dono, Donata. Allora, amiche, amici, come si funziona spettacolo dal vivo? Spettacolo dal vivo grande e differente di spettacolo didattico a distanza. Chi bambini conosce didattico a distanza? Solo 2 bambini, gli altri non ne hanno andati a scuola 2 anni. No, ma sono Posto piccolini. difficile, mestre. Purtroppo tutti i bambini anche adesso voi. stanno così. Allora, differenza di didattica a distanza, spettacolo da vivo, c'è persona viva e voi vede vostra reazione. bambini allora, sono un po' riscaldamento confusi. come funziona? Il riscaldamento è questo. Voi, prima di tutto... Gli sta a parlare di Tinder, loro al massimo conoscono Kinder. Così con le spalle, signora. Poi mette mani così. Questo è il momento di applauso. Vai, Adesso applaudiamo, fa applaudiamo, prova di applaudiamo. applauso, tutti applauso. Io ogni tanto faccio la foca. Io molto buono, non sono severo, però vi do segnale. Pronti? Aspetta, piccola bambina. Aspetta, piccola peste, Al piccola 3, grande bambina. applauso, va bene? 1, 2, 3. Bravo, bravo, bravo. Dovremmo fare anche noi, facciamo una prova, Diego. Allora adesso chiedo alla regia, a tutti coloro che sono qui presenti in studio. Al mio 3, siete pronti con l'applauso? 1, 2, 3. Proviamo. Pronti? Nessuno. Almeno così si vede il mio 1, 2, 3. Non funziona niente, non funziona niente. Non lasciarmi qua da solo adesso, però. Ah, adesso sai che cosa significa? Allora, adesso prova grande applauso. Che devo fare adesso? Credo Da che solo. duri veramente 2 ore e mezza. Tu non ti preoccupare. 1, 2, 3. Io vado intanto a prendere i biscotti. Vi aspetto qua, così ci beviamo il tè dopo. Ah, ma sai che ce li ho veramente i biscotti? Ah, bene. Forse ne ho uno e briciole. Vabbè, mangerò anche le briciole, piuttosto che niente. Grazie per l'applauso, comunque io che vi ringrazio, vi saluto sempre, poi non applaudite alla mia richiesta, non mi assecondate nelle mie follie. Vabbè, almeno mostriamo questo bellissimo vestito prestato dagli amici della UTA, quindi grazie ragazzi. Approfitto per fare queste scenate melodrammatiche soltanto per far vedere quanto sono bella oggi. E ringrazio anche le ragazze del make-up. Scusate, piccolo momento di egocentrismo, non c'è il principe, qualcuno deve fare pur le esibizioniste qui dentro. Sofia, dai, torniamo a te. Ma eri qua? Sì. Sì, erano tutti che ridevano. Con la signora. Che è successo, scusa Sofia, nel frattempo? Perché io ho fatto la tragica qua. E mi sono persa quello che è successo lì in piazza Ferretto. Ha detto no, c'è il ragazzo. Sì, ho detto ciao a tutti, Rina li fa, è in diretta sui canali del Carnevale e Televenezia. Signore! Momento di grande solenne. Ok, Sofia, ti lascio al tuo spettacolo, goditelo. Facci sapere poi com'è andata, se le bolle erano effettivamente piene di fumo oppure no. E cos'è che è comparso lì? Oddio, cosa ci stiamo perdendo? Ma abbiamo un sacco di collegamenti, abbiamo altra gente che ha dei contenuti interessanti, quindi purtroppo dobbiamo staccare. Però grazie, aggiornaci poi. Che ore sono? 17 e 12. Ma ho detto, fammi sapere Sofia come vanno le bolle. Ok. Grazie Sofia. Grazie. Scusaci. Eccoci. Siamo tornati in campo Santa Maria Formosa da Elena. Sì. Ciao Elena. Ciao. Sì, adesso siamo con il Circo Patuff, il Gran Maximilian che sta facendo, è un mago, sta facendo un sacco di giochi di magia con i bambini. In realtà volevo intervistare Alessandro, il clarinettista, ma è appena scomparso, mi sa dentro la tenda. Allora seguilo, vai dentro. Intrufolati. Proviamo ad entrare. Vai. Alessandro! Ecco, siamo in diretta. Questo è un camerino privato, non potete entrare così. Ma noi possiamo entrare dicono che non potete entrare. Elena, cosa fai così? Hanno detto che possiamo entrare dappertutto. Ma non sempre, questo è un camerino, dopo gli artisti si spogliano. Vabbè, ma non è mica nudo, nudo. In ogni caso non è che a noi ci dispiace, vero regia? La nostra Ragazzi, regia che si pronto? innamora molto facilmente. Lo sento solo io. Senti solo te. Comunque, Come va?
Volevano sapere da dove venite. Allora, dunque, noi veniamo da Parma, che è una città in laguna. È in laguna Parma? No, ho sbagliato. No, non è in laguna, però è bella uguale. È la città del prosciutto di Parma, è la città del parmigiano di Parma, è la città di Parma. Sono tante cose a Parma che sono proprio di Parma, che uno dice ma quante cose parmigiane ci sono a Parma? Un sacco di... E ce ne sono un sacco, uno non direbbe, ma invece ce ne sono. Capite in studio cosa sta dicendo? Fa tutta parte del numero del personaggio, vero? C'è qualcuno? Esatto. È così anche durante i suoi numeri. Ok. Ma davvero a Parma non c'è il prosciutto? Sì, a Parma c'è il prosciutto. Ma venite direttamente qua, dove siete? Perché non venite? Venite ragazzi, vi vengo a prendere. Sì, vieni. Lui invece è Corrado, che adesso vi racconterà la storia della bella addormentata a Parma. Ciao a tutti. Tutto a Parma, vedi, succede tutto a Parma. Devo dirci qualche Qui domanda. Corrado in America. e Caruana. Vuoi parlarci del 347 42. Posso dare il numero di telefono? Fa sempre bello. Vabbè, la nostra regia non fate? è che sia così dispiaciuta con i numeri di telefono. Guarda che fascino. Noi tiriamo giù, prendiamo dicono appunto, che non non si sono sa mai. dispiaciuti per quanto riguarda i numeri di telefono. Cos'è una diretta? È una diretta del carnevale e c'è Linda Pani che sta conducendo. Ciao Linda! Ciao ragazzi, Venite qui, vi aspettiamo. 345 08. Linda, adesso dobbiamo prepararci perché sennò al carnevale ci vuole la preparazione. Dai, vi lasciamo prepararvi psicologicamente, artisticamente, spiritualmente, Ciao, grazie superstiziosamente. Ciao. Ok, abbiamo subito pronto un altro collegamento. Allora, direttamente da Diego, il nostro Carnival Speaker imbucato in studio, ci colleghiamo da Anna Laura, che è sempre a Mestre. Ciao Anna Laura. Ciao. Che succede? Come va? Noi bene, tu? Allora, è appena cominciato lo spettacolo qui in Largo Divisione Giulia. Questi sono i Giullari del Diavolo. Hai capito? Volete vedere qualcosa? Sì, assolutamente. Facce perplesse, Guardate. Ecco qua nel Medioevo un pubblico intelligente faceva l'applauso. E andiamo avanti, Bene. Storia proprio la più difficile. Guarda che belli questi costumi, cioè che sono tipicamente medievali, c'è la coerenza storica degli abiti. Belli, veramente credibili. I giullari in mezzo alle strade, esattamente come succedeva all'epoca, no? Si stanno mettendo in posa per L'intrattenimento voi. di strada o di corte. Andiamo avanti. Sono messi in Guardate. posa per la telecamera. Hanno fatto bene, oh. Questo è per pochi. C'hanno comunque più tette di me. Hai visto che ti hanno messo le bocce qua? Sicuro che non vuole andare al McDonald's, Niente, bene. Attenzione, guardate! Pubblico, wow! L'hanno capita! Più difficile, 3 palle, Leonzo! Sono un fulmine, eccomi! Voglio vedere! Ma con due sono per tutti. Ecco, no, dico. Mefisto, se vuoi faccio qualcosa. No, non fare nulla, ti stai dietro, Ma c'è l'orso dietro. No, stai dietro qua. Vabbè, faccio. Guardate. Solo, fo, pi, so, si, so, fo, pi, si, fo, no, ma che... Che bravi, oh! Ecco, Guarda che coordinazione! No, dove vai? No, sì. Oddio che trip, non riesco a capire. Io non capisco. Chi prende le palline di chi? Hai trovato la moglie per il principe? Sì, subito, tipo ping pong, ci palleggiamo velocemente, dinamici così da un collegamento all'altro. Va bene, allora ci colleghiamo con Sofia che mi dicono
potrebbe aver incontrato una potenziale moglie per il principe. Però, Regia, io sono gelosa, però, ci stiamo un pochino ad allargare, eh? Non ho capito questo fatto, mo il principe va via, mo si trova la nuova compagna del principe, ma che è sta storia? Per favore, chi è questa? Chi è questa che vado là e la prendo a pugni? No, la violenza ovviamente è in senso figurato, è in senso metaforico, non mi permetterei mai. Sofia, chi c'è? Ciao ragazzi, sono sempre io. Ciao. Ciao Sofia. Ciao, abbiamo qui con noi la super casalinga. Eccola. Che tra poco farà il suo spettacolo Home Sweet Home. Esatto. Come stai? Sei pronta? Sì, tanto il principe non alza un dito in manca casa, solo il quindi farebbe pubblico. lei. Aspettiamo che arrivi. Ci fai vedere qualcosa del tuo spettacolo? Allora, il pezzo forte è il pezzo con l'aspirapolvere, ma in questo momento è un pochino più difficile da là. Quindi posso far vedere un uso un po' diverso e fantasioso dei piumini, ok? Dai, che siamo curiosi. Pronti, ragazzi? Autolavaggio. Sta facendo? Quella! Lo faccio anch'io ogni volta che pulisco a casa. Cioè mai, grazie mamma. Linda dice che lo fa anche lei. Ogni volta quando fai quello che non pulisce faccio io. Sì? Sì. Allora voglio vedere casa tua. Voglio venire a casa tua. Linda dice che vuole venire a casa tua e vedere come No, fai. ma non c'è lavoro da anche tu fare, questo perché gioco tra con i mia mamma piumini. e mio papà, le pulizie di primavera, io che sono allergica alla polvere, alla fine non c'è questo- mai niente da fare, è Cosa a sempre casa del impeccabile. A casa del principe sicuramente, perché è una reggia, è enorme, lui non alza un dito perché non fa niente dalla mattina alla sera. Ovviamente è tutta una parodia. Tutta una parodia. Cercate la super casalinga Home Sweet Home. Tra poco inizia quindi la super casalinga Home Sweet Home. Sì, dobbiamo mandarla a casa del principe. E Decisamente. Proprio necessario. anche io vorrei fare i lavori di casa con la sua felicità. Con la sua voglia. Non so voi. E tu Diego, La sua voglia, pulisci a casa? esatto. Quasi mai in realtà. Quasi mai, ecco, come tutti gli uomini, siete tutti C'è la uguali. mamma, pulita. Vedi, tutti mammoni. Devo pulire Sempre io la al posto mamma, suo, no? sempre la mamma fa le pulizie. Esatto. Sofia, tu fai le pulizie o le fa tua mamma? Allora, dipende. E cos'è? Dipende, dai, dai risposta, a momenti. caldo, così. No, allora diciamo che la mia camera la pulisco io. Ok. Il resto E il resto la mamma? Il resto meno. Il resto la mamma anch'io. Eh sì. E tu Linda, Scusa, dicevi prima? scusami Sofia, ti dobbiamo interrompere perché abbiamo un altro collegamento. Casomai bene. ci sentiamo Io dopo. aspetto. Tu intanto salutaci la nostra Va bene. casalinga preferita e lascia il numero del qualche principe. contatto di qualcuno del carnevale o del principe, che casomai ce la recuperiamo dopo lei. Esatto. Perché adesso ragazzi. Va bene, ok. Grazie Sofia. Ciao. Dramatic music. Tadadadum. Abbiamo parlato male di lui fino ad adesso. E quindi parli del diavolo e spuntano le corna. Hai capito chi c'è in collegamento? C'è il principe. Dai, diamo il collegamento al principe. Vai, Sofia. Cominciamo. Dove Lo sta? dobbiamo tenere. Dobbiamo tenere. Dove sta il gliela nostro offro. principe? Posso? Sì, poi. Dove sei? Io sto qua sempre. Sta qua, eh? Non ti muove, niente, non ti devi muovere, Qua. Basta che non si muovono loro, vi fermate? State fermi un attimo, Sì. perché adesso facciamo i saluti della diretta social. Social. Io mi sono il raccomando. principe Maurice, ciao, sono il maestro di cerimonia del carnevale, sono felice di essere in presenza a Venezia. Principe Allora, Maurice. Sto facendo il siccome io sono un bacucco e tutto deriva dal mago Abacuc, che è colpa sua, quindi gli offro una frittella. Ti ringrazio. Veneziana. Però sto in servizio, piedela un attimo te e poi... Allora, buon carnevale da Campo Santa Margherita, il mago Abacuc io l'ho visto da lontano, Giorgia, adesso lo vedo da vicino, è Giorgia, veramente un siccome il bacucco. principe non può cavarsela così velocemente, interrompilo subito e digli che faccia qualche domanda per favore e faccia da carnival speaker e faccia qualche domanda all'artista. Facciamo un gioco? Scusa, Non Giorgia, può prendi salutare questo. e prendi scapparsene questo. così, Troppo facile mangiando così. poi, ma che è sta cosa? E noi niente. Facile, Esatto. facile. Aspetta un attimo. Ecco qua, principe Maurice. È Giorgia, un mi gioco, ricevi? principe Maurice, con 2 palline.
Aspetta, tu non finisci di mangiare, parlo io, non ti preoccupare, aspetta. Linda, io non faccio domande all'artista, che tanto conosciamo già. Io faccio un gioco con l'artista, il mago Abacook, adesso mi farà sparire. No, principe, tu non devi sparire, oggi sei sparito già abbastanza. Tutta roba buona poi, Tutta buona, tutta roba buona, tutta roba buona. Che devo Principe, fare? sei finito lì, ma come ci sei finito? Quante palline ci stanno qua? 3. Se una la metto in saccoccia, caro principe, aspetta, fammi fare la domanda. Una nella mia mano, una in saccoccia. Quante ce ne avevamo mo nelle mani? State zitto, lui è interrogato. Quante ce ne stanno? Sempre 3. Bravo. Come hai fatto in due? Principe, te lo ricordo. Una in saccoccia, principe, una nella mia mano, una in saccoccia. Quante ce ne stanno? Una. No, 3, t'ho fregato. Bravo. L'ha capito, facevo l'ultimo. Non si sa chi dei due sia più Bacucco, però lui è Abacook, io sono Bacook e basta. Una in saccoccia, facile. Ecco. Facile, principe. Ma dov'è la saccoccia? Una nella mia mano, una in saccoccia. Quante ce ne stanno, mo? 3. Bravo. No, manco una. Vedi come fa uno a rincoglionirsi poi alla fine? Principe, è tutto merito del Bacook e dell'Abacook. ci spostano in fascia protetta adesso. Complimenti, perché Grazie, principe. visto da lontano aveva il suo che, visto dal vivo, quindi venite al carnevale in persona, Io non chi mi può. assumo alcuna responsabilità. Vestiti come? No, nudi, vestiti, dico. Sì, il mago Abacook è affascinante. Te voglio bene già. Evviva il mago Abacook! È bravo il mago Evviva Abacook. il carnevale di Venezia! Puoi far sparire il principe per sempre? Wonder Venice, wherever you are. Do you speak? Yes. Of course. De corsa proprio. Andiamo avanti perché dobbiamo intrattenere. Cosa facciamo, mago Abacook? Allora, mo se mettiamo qua e ci serve un volontario serio. Un volontario serio. Vai Diego, vai. Infanta. Aspetta un momento. C'è un infanta. Infanta, qual è sto nome? Infanta di Spagna. Vittoria, come ti chiami? Vittoria. Vittoria si chiama Vittoria. Brava Infanta. Infanta, mettete qua il principe bello, Infanta, da dove provieni? Mi chiamo Vittoria. No, sì. Infanta, ma da dove? Vittoria, da dove vieni? Dove vai a dormire stasera, insomma? Non mi dia a casa, Ah, sei del luogo? Vabbè, io sono mago fino a un certo punto. Infanta, guarda, torna al tuo posto che mi servi da là, Infanta. Infanta. Aspetta, Infanta bella, Infanta Vittoria, sempre a te dico, aspetta, no, rimani là, Infanta. Tu sai, Infanta bella, cosa sono, principe? Tu sai cosa sono? Delle ciotole, che sono cane io, scusa. Ma che ne so io? Dei bicchieri. E che noi abituati con quelli di vetro di Murano, insomma. Lo so, ma lo giullare. C'ha soldi, quindi c'ha queste. No, non ce l'ha i soldi. Sgrause, appunto. Sembrano ciotole. Sono 3 bicchieri completamente vuoti. 1, 2, trino. No tavolino, perché sennò i bicchieri cadrebbero per terra. Non è Infanta. Infanta bella e principe. E ovviamente alcune sfere. Passiamo alle cose serie. Ma da dove saltano fuori? Sono mago, poco tengo, poco tongo. Principe Sfera non ne va numero 1 fuori, nello bicchiere numero 1. Bravo. Sfera numero 2. Bacchetta magica allo trino. 1, 2, trino. Ah no, sta qua. Scusate. Che però tienino potere. Allo trino trapassa lo solito, principe. 1, 2, trino. Le voglio bene, di solito applaudono. No, io ormai sono proprio in delirio con Abacook. Sfera numero 2 nello bicchiere numero 2. Ma che c'era? Già la scuola steneriana? Ero bravissimo, sì, a scuola di matematica, in filosofia. Perché sfera numero trino, sempre bacchetta magica. Io 1, 2, non mi assumo trino, la 1, 2, responsabilità di trino. quello che sta facendo il cielo, Ma ecco, vedi che allora. De solito riapplaudono, ma non vi preoccupate. No, Bravo. Applaudiamo. Ma è che siamo talmente stupefatti. Voi, mago Abacook, siete stupefacente. Occhio a parlare di stupefacenti però, principe. Infanta bella è un principe mio. Vittoria. Oh, non ho mai fatto uno spettacolo per un principe. Un minuto. Sfere, 3 sfere le siamo fatte prima, possono pure scomparire come la sfera numero trino. Ovviamente la sfera numero 2 può scomparire, fammi un soffio. Ho la litosi, per quello è scomparsa. E pure la trino. Allo trino 1, 2, trino. Hop.
Bravo! L'abbiamo detto, mi raccomando, Straordinario. principe, Con comportati queste sparizioni normalmente. sparisco anch'io, sparisce anche lui finalmente. Che non ne va. dopo. E ci Principe, vediamo fatti dopo e scomparire. soprattutto buon carnevale a tutti. Ci vediamo domani sempre dalle 16. Ciao Linda, non so Ciao, se vengo. Ciao Linda, lo gran finale, Ciao, mo ti metti a fianco e ciao, vedi il gran ma- finale, Linda. Linda, Ma che ciao. carino. Miracolo, continuo, Ciao a io tutti. posso continuare? Ciao, ciao. Vado? Ciao ragazzi, questi baci sono pieni di amarezza, guarda, io veramente sono senza parole, io non mi assumo la responsabilità di quello che dice o che fa il principe, tu neanche, vero? Tu, cioè, ti ha chiamato su WhatsApp per dirti di venire qua, però... No, a me no, quindi tanto meno, però neanche tu ti assumi le responsabilità, infatti. quindi ce ne laviamo le mani, assolutamente. Dai, allora siamo arrivati ai saluti conclusivi, prima però lascio la parola a te, che ci sono gli sponsor da ricordare. Quindi, come di consueto, un ringraziamento agli sponsor del Carnevale di Venezia, la Camera di Commercio di Venezia Rovigo, Lavazza, American Express, il Consorzio di tutela del Prosecco DOC, Eni e Trivago. Molto bravo, l'abbiamo super promosso. Principe può rimanere pure dov'è, il mago Abacucca può farlo anche rimango sparire. io qua adesso. Esatto, rimani qua, tu non lo lasci il posto fisso. Il posto fisso noi non lo lasciamo perché vi diamo appuntamento anche domani dalle ore 16 alle ore 17:30 qui su Televenezia oppure sui canali social del Carnevale, YouTube e Facebook. Ovviamente ci saremo per tutta la settimana grassa, quindi da oggi giovedì grasso fino a martedì grasso. Tutti gli appuntamenti per il Venice Wonder Points e quindi per tutta l'arte diffusa di strada potete trovarli sul sito www.carnevale.venezia.it. Noi vi salutiamo, vi auguriamo un grassissimo e bellissimo giovedì grasso, quindi vi salutiamo e ringraziamo la nostra regia, la nostra troupe e tutti coloro che stanno lavorando a questa magnifica puntata e a questo magnifico programma. Grazie!